bomba sui passanti in piazzale Roma-Venezia, paura nel primo pomeriggio, 8 persone ferite, un turista inglese e gli altri italiani, grave la mamma di 2 bimbe di Mestre. L'intera comunità di Roncade si stringe ai familiari di Angelo Pavanetto, il tabaccaio morto ieri sera schiacciato dal trattorino mentre tagliava l'erba sull'argine del Musestre. Zona rossa e polemiche tra Lega e Fratelli d'Italia, il sindaco Conte annuncia una verifica di maggioranza. Voglio capire se gli esponenti di Fratelli d'Italia si riconoscono ancora in questa maggioranza o vogliono prendere altre strade. E sulla zona rossa, ad una settimana esatta dall'entrata in vigore, le opposizioni incalzano: il PD non serve a nulla se non si danno strumenti alle forze dell'ordine. 2 giugno, festa della Repubblica a Treviso, cerimonia in Piazza Vittoria e Piazza dei Signori, poi la consegna delle onorificenze concesse dal Presidente Mattarella a 24 nuovi cavalieri e commendatori della Repubblica. Pulizia del verde, i migranti dell'ex Serena impegnati nel mantenimento delle aree pubbliche, rinnovato l'accordo con il Comune. Tanti disegni colorati attraverso i quali 800 bambini delle scuole dell'infanzia e delle primarie del Comune di Treviso hanno voluto lanciare le loro proposte per il proprio quartiere. I progetti vincitori verranno realizzati. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, ma apriamo con la notizia del dramma che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Venezia, dove un albero di grandi dimensioni è piombato al suolo a Piazzale Roma, travolgendo i passanti. Sono 2 donne in gravi condizioni, una 38enne di Mestre, mamma di 2 bimbe, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico all'ospedale All'Angelo. 8 feriti, di cui 2 bambini, un ragazzino di 14 anni e una donna di 38 che ora versa in gravi condizioni. È il bilancio del pauroso crollo di un albero a Piazzale Roma, a Venezia, avvenuto intorno alle 15, quando la zona dei 3 ponti era affollatissima di turisti e passeggeri in partenza per la terraferma. La donna di 38 anni di Mestre, secondo le prime ricostruzioni, era seduta sotto l'albero e ne è rimasta schiacciata. È stata prontamente soccorsa da un medico che le ha praticato il massaggio cardiaco per 10 minuti. Anche 2 bambini sono rimasti feriti, seppur in modo lieve, uno di 4, l'altro di 7 anni, un ragazzino di 14 portato in ospedale per precauzione. Sul posto il 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco che hanno estratto chi si trovava sotto le fronde dell'albero. La zona è stata transennata. La pianta di grandi dimensioni si è spezzata improvvisamente, staccata dall'aiuola del piazzale vicino all'edicola che si affaccia sul canale. Una zona di passaggio e sempre affollata come lo era al momento del crollo. Oltre ai sanitari e le forze dell'ordine ai 3 ponti, anche l'assessora ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto. 8 feriti, 6 feriti che hanno riportato delle lievi lesioni interessate appunto dalla caduta e 2 invece di questi feriti che hanno presentato dei problemi più importanti. L'albero non presentava e non presenta anche adesso da caduto una situazione visibile di una malattia, di un fungo, di qualcosa che potesse dare dei segni visibili. Gli alberi dell'area interessata sono stati monitorati. Adesso ovviamente stiamo facendo tutti gli accertamenti. Quello che abbiamo potuto vedere dalla caduta dell'albero è che c'era un problema proprio alle radici dell'albero stesso. La città ha più di 400.000 alberi, per cui è chiaro che non possiamo controllarli ognuno singolarmente, però questi che sono collocati in queste aree come in altre vengono monitorate da parte dei tecnici. Ripeto, adesso abbiamo chiesto un accertamento che ci porti a capire com'è avvenuto il monitoraggio. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ai feriti e alle loro famiglie con l'augurio di una pronta guarigione, ha scritto il sindaco Brugnari in una nota. Desidero ringraziare le forze dell'ordine intervenute tempestivamente per il soccorso e per garantire la sicurezza dell'area.
E pochi istanti fa è arrivato un aggiornamento circa il bilancio dei feriti da parte dell'azienda sanitaria ULSS 3 veneziana. È salito a 12 il numero delle persone rimaste ferite, 3 delle quali sono minori, sono dei bambini, e ci sono poi anche delle altre persone ferite lievemente che si sono presentate successivamente per le medicazioni al pronto soccorso. Torniamo nel Trevigiano ora, a Roncade, dove l'intera comunità si stringe ai familiari di Angelo Pavanetto, il tabaccaio morto ieri sera schiacciato dal trattorino mentre tagliava l'erba sull'argine del Musestre. I mazzi di fiori davanti alla porta del negozio, la commozione di chi passa. È una comunità sotto shock quella di Roncade dopo aver appreso della tragedia accaduta ieri sera sull'argine del Musestre e costata la vita ad Angelo Pavanetto, 60 anni, tabaccaio del paese. L'uomo, alla guida di un trattorino, stava tagliando l'erba e dopo aver falciato il giardino per tenere pulito anche attorno alla sua proprietà era salito sull'argine del fiume a tagliare le erbacce. Cosa sia accaduto è al vaglio delle forze dell'ordine. Fatto sta che o per un malore o perché il mezzo è scivolato sull'argine, il trattorino è finito nel canale intrappolando sotto Angelo Pavanetto. È stata una vicina a notare il trattorino capovolto, ha chiamato la sorella di Pavanetto e solo in quel momento si sono accorte che lui era sotto il mezzo. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri, tra i primi ad arrivare in via dei Mille anche il sindaco. Mi sono recato subito sul posto, erano presenti i pompieri, i carabinieri, il SUE, ma hanno cercato di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Angelo Pavanetto era conosciutissimo in paese, gestiva la tabaccheria in via Roma, prima con i genitori aveva gestito uno storico locale in centro. Tutta la famiglia è conosciuta perché hanno sempre fatto parte della comunità, la stessa sorella lavora da noi in municipio da tantissimi anni e quindi ci stringiamo al dolore suo e dei suoi familiari e di tutti i suoi parenti. Ed è l'intera comunità a stringersi alle 3 sorelle e al fratello, una persona buona e sempre disponibile per gli altri, dicono i compaesani, solare e ben voluto da tutti. Lui aveva sempre un sorriso per tutti, non l'ho mai visto col broncio, aveva sempre una battuta, un modo per tirarti su di morale. Proprio il giorno prima l'avevo incontrato e in uno scambio di battute, quando sono entrato in negozio, c'erano 2 signore e lui ha detto no, prima il sindaco che ha freddo, ho detto no, non voglio passare davanti a nessuno. Ci siamo fatti una risata e mai avrei pensato che il giorno dopo potesse accadere questo. Zona rossa, Treviso e polemiche tra Lega e Fratelli d'Italia. Il sindaco Conte sbotta ed annuncia una verifica di maggioranza. Voglio capire se gli esponenti di Fratelli d'Italia si riconoscono ancora in questa maggioranza o vogliono prendere altre strade, dice. Il tema della sicurezza in città al centro quindi del dibattito che sta assumendo toni sempre più accesi. Sarà mia cura nei prossimi giorni confrontarmi con il capogruppo Bertolazzi e col segretario Claudio Borgia per capire se si conoscono in questa maggioranza o se hanno deciso di fare un percorso diverso. Verifica di maggioranza all'indomani del duro comunicato del circolo di Treviso di Fratelli d'Italia. Al termine di una settimana di attacchi incrociati sul tema della zona rossa, il sindaco di Treviso forza la mano e decide di porre fine alla questione e verificare se i meloniani sono ancora dentro la maggioranza che governa la città o hanno deciso di prendere altre strade. Il rapporto col capogruppo Bertolazzi è ottimo, il rapporto con Claudio Borgia, segretario provinciale, è assolutamente ottimo e costruttivo, quindi non credo che ci siano particolari problemi. Se poi c'è qualche singolo consigliere che per motivi esclusivamente personali lancia sempre la palla in avanti e fa scatti in avanti, credo che quello sia un problema non della maggioranza ma di Fratelli d'Italia. Il riferimento è al consigliere Davide Acampora e alle sue affermazioni sull'allargamento della zona che fin da subito hanno innescato un botta e risposta dai toni sempre più accesi tra esponenti del Carroccio e meloniani, facendo leva sul tema della sicurezza in città, tema che evidentemente nessuna delle 2 forze politiche del centrodestra vuole cedere all'alleato avversario.
Ricordo che Treviso è una delle città più sicure a livello nazionale, siamo nelle prime 3, questo non significa che le percezioni di sicurezza vada sempre nella stessa direzione, lavoriamo anche su questo, però che la zona rossa non diventi un ring per confronto politico o per discussioni della cittadinanza su un tema che intanto non è di nostra competenza perché riguarda la prefettura, il ministero e le forze dell'ordine e soprattutto deve essere un'opportunità e non un motivo di polemica. Sulla zona rossa incalzano anche le opposizioni, non serve a nulla se non si danno strumenti alle forze dell'ordine. La zona rossa non è la soluzione per le questioni legate alla sicurezza. Chiaro e netto, il consigliere si fa portavoce di quello che è un pensiero comune tra le opposizioni, entrando a gamba tesa tra i compagni di squadra che sin da prima del via alla sua istituzione hanno fatto della zona rossa il loro terreno di scontro. Pareva infatti che la tanto attesa area super sorvegliata del quadrante di Via Roma dovesse essere la soluzione ai dissidi interni tra Lega e Fratelli d'Italia. Invece è diventata l'ennesimo punto di distanza tra gli alleati, con il consigliere Acampora che aveva espresso la volontà di estenderla e cambiarle nome. E se il sindaco Conte richiederà una verifica di maggioranza, il capogruppo del Carroccio di Treviso mette in chiaro alcuni aspetti. Tutte queste richieste che vengono fatte dal consigliere Acampora dovrebbero bypassare il comune, se vuole dire, chiama il ministro, espressione tra l'altro di Fratelli d'Italia. Non è neanche corretto una presa di posizione a volte che sembra finalizzata a slogan puramente politici. Alleati che, per quanto si tenti di risanare i rapporti, sembra non esserci punto d'incontro. Lapidario, Schiavon sulla zona rossa, bene, ma basta utilizzarla come pretesto. C'è una zona un attimino sopra le righe, sì, dobbiamo lavorarci, sì, dobbiamo farlo in silenzio però, senza creare malumori. Purtroppo ci sono delle regole che vanno oltre l'aspetto amministrativo, secondo me ci vorrebbe quello che chiede tutti, insomma, io non penso che ci sia nessuno che non sia d'accordo con quello che dico, ci vorrebbe una certezza della pena sicura. Le opposizioni intanto incalzano, l'episodio di Via Collalto ne è una testimonianza, la zona rossa non basta, serve dare risorse alle forze dell'ordine. Bisogna fare degli interventi sicuramente in termini di prevenzione e di contrasto agli episodi di violenza, su questo non ci sono dubbi, ma finché mancano le risorse umane per poterlo fare, qui sta il problema. Allora, visto che la destra è al governo non solo della nostra città ma anche del paese, di questo dovremmo parlare, e invece tutte le cose vengono utilizzate semplicemente per uno scontro politico che non fa bene né a Treviso né in generale a risolvere il problema. 2 giugno, 79esimo anniversario della Festa della Repubblica. Questa mattina a Treviso le cerimonie in Piazza della Vittoria, in Piazza dei Signori, nel ricordo dei padri costituenti e dei valori della partecipazione. L'alzabandiera in Piazza della Vittoria e la deposizione delle corone d'alloro al monumento ai caduti. Inizia così di buon mattino a Treviso la cerimonia per il 79esimo anniversario della Festa della Repubblica, poi lo sfilamento dell'unità interforze per le vie del centro cittadino sulle note della banda musicale Visentin fino a Piazza dei Signori. Dopo gli onori ai gonfaloni del comune di Nervesa della Battaglia, della provincia di Treviso e della bandiera del comune di Treviso, il momento più spettacolare della cerimonia con il dispiegamento da parte dei vigili del fuoco di un enorme drappo tricolore da Palazzo dei 300, con tutta la piazza ad intonare l'inno nazionale. I discorsi delle autorità che hanno ricordato quel voto del 2 giugno di 79 anni fa, quando gli italiani scelsero la Repubblica. Inizia il presidente della provincia, Marcon. Per il quale votarono anche le donne, chiamate a decidere insieme il futuro dell'Italia. Sono questi stessi valori, rimasti saldi e inviolabili nella nostra Costituzione, che continuano a guidarci come cittadine e cittadini. Il sindaco ricorda i padri fondatori della Repubblica, chiudendo con un richiamo al tema attuale dell'autonomia. E il Veneto
con il suo tessuto produttivo, la sua cultura della partecipazione e del lavoro, la sua storia di amministrazione responsabile, chiede di poter contribuire ancor di più allo sviluppo del Paese, con strumenti adeguati e un'autonomia vera. Cita Pietro Calamandrei il prefetto Angelo Sidoti, sollecitando la partecipazione attiva alla vita pubblica. La Costituzione è la casa di tutti. Essa ci invita a riflettere sul nostro ruolo nella comunità e sull'importanza della nostra voce e delle nostre responsabilità per costruire un futuro migliore. In un mondo complesso e spesso conflittuale come quello che stiamo vivendo oggi, il nostro impegno democratico è più che mai necessario. E dopo le celebrazioni in piazza Palazzo dei 300, la consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a 24 cittadini residenti in provincia di Treviso. Si apre con l'inno cantato dal gruppo vocale Nova Cantica di Belluno la cerimonia di consegna delle onorificenze al merito della Repubblica Italiana ai cittadini e alle cittadine residenti in province concesse dal presidente Sergio Mattarella. 24 i premiati dal prefetto Angelo Sidoti, insigniti della carica di Cavalieri della Repubblica per il loro impegno lavorativo e sociale, lo sguardo e l'attenzione all'altro davanti ai massimi rappresentanti delle istituzioni. Commendatore è una grossa responsabilità, prima di tutto, perché è quello che io do per esempio ai trevigiani che lavoro per la città di Treviso. Onorificenza consegnata anche a chi da tutti viene chiamato il parroco del 118, Don Gino Domenico Cia. Vado un po' dappertutto a supportare i parroci qua e là nelle parrocchie, ecco così, o poi anche così dove ne ha bisogno, anche le case di ricovero per le messe così, e poi anche qualche famiglia così che hanno bisogno, io vado volentieri. Insignito Cavaliere Valentino Giacomin. Valentino Giacomin, per tutti Tino, di Zero Branco, già direttore di Antenna 3, lasciata l'Italia, si è trasferito in India per fondare il progetto Alice e oggi insignito dell'onorificenza repubblicana. 40 anni dopo il ritorno a Treviso per un premio alla carriera, alla vita, alla scuola, ma anche al giornalismo. E cosa devo dire? Che ero estremamente in imbarazzo, perché in India la cravatta la metto solo in occasioni rarissime, tanto è vero che stamattina non riuscivo proprio a fare il nodo. Dico che sono contento perché in realtà il progetto Alice è nato qui e sta ritornando qui. Spero che fra qualche mese posso darvi veramente buone notizie, dove Alice forse verrà riconosciuta a livello nazionale. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci di nuovo in diretta, parliamo ora di pulizia del verde ed è quella che verrà messa in atto dai migranti dell'ex caserma Serena perché è stato rinnovato l'accordo di collaborazione con il comune di Casiere, la cooperativa Nova Facility. Mettiamo in atto nel territorio di Casiere degli ospiti che danno un aiuto alla possibilità di poter essere istruiti ma anche andare a fare dei lavori socialmente utili nell'ambiente. Rinnovato a Casier l'accordo tra amministrazione, Proloco e richiedenti asilo del centro di accoglienza gestito da Nova Facility per la realizzazione del progetto verde. Siamo riusciti dall'anno scorso a trovare questa complicità tra l'amministrazione comunale, il Proloco e la Nuova Facility con l'avallo del prefetto.
I ragazzi saranno seguiti dall'amministrazione che ogni settimana affiderà loro un luogo al quale dedicarsi, favorendo così anche la conoscenza del paese e delle persone che vi abitano. Una collaborazione con importanti finalità sociali che da un lato mira a coinvolgere i richiedenti asilo o ospiti dell'ex caserma Serena in attività di volontariato, dall'altro è volta a sensibilizzare loro e i cittadini alla cura dell'ambiente e dello spazio pubblico. Far capire anche ai miei concittadini che tante volte si lamentano perché magari sono questi un po' ospiti disturbatori, ma io ne sono straconvinto che è anche parte in contraria, che ci sono tanti dei miei concittadini che sono anche abbastanza maleducati nell'andare a gettare delle immondizie un po' dappertutto, e dunque dobbiamo naturalmente attivarci tutti e far capire dove chi è più disponibile anche a metterci la faccia e le mani per andare a raccogliere queste immondizie gettate da tutti. E a proposito di immondizie abbandonate per strada, abbiamo registrato la protesta di residenti in via del Mozzato a Treviso. Parliamo per esempio di sacchi di rifiuti abbandonati. Io posso capire che magari restino lì una volta, ma non che restino lì per sempre. Erba alta lungo la via che diventa terreno fertile per nascondere o gettare spazzatura che non viene raccolta, e spesso tocca ai cittadini armarsi di sacchi e pulire i dintorni dei loro palazzi e delle loro case. La denuncia arriva dalla coordinatrice del controllo del vicinato. Non che restino lì per sempre fino a quando noi non chiamiamo la polizia locale, la quale poi fa intervenire e vengono asportati. Cioè bisogna che il quartiere comunque sia pulito, proprio per dare dignità al quartiere stesso e non indurre altri a depositare ancora i loro rifiuti. Qualche giorno fa una squadra è venuta all'interno, qui ha pulito una aiuola pubblica, anche direi piuttosto un lavoro ben fatto, però si è completamente disinteressata dei bordi tra il marciapiedi o la strada, insomma, e le proprietà private, i bordi. Questo bordo qui ad esempio è stato pulito privatamente dai cittadini, dai proprietari del condominio. Un problema che continua da anni e che persiste soprattutto nei lati stradali dove spesso vengono parcheggiate le auto. L'anno scorso che abbiamo richiesto, per cui sono stati asportati quei sacchi che erano stati depositati da tempo, è vero che serve anche da parcheggio, ma ci vuole tanto mettere il giorno prima dei cartellini in giro come quando si toglie la luce o si toglie l'acqua e dire domani interveniamo qui per cui non parcheggiate. Sui disagi interviene l'assessore all'ambiente. Ho segnalato a Contarina questo problema e anche il mio quartiere, sono nato lì vicino, e però particolarmente devo capire se le strade sono private a uso pubblico o qual è la situazione, perché mi sembra strano che esattamente in quella via Contarina non faccia questo, anche perché tutti gli automezzi Contarina sono tracciati con GPS, quindi non avrebbe senso che saltino un passaggio, ma mi sto informando perché ho sentito amici di quella zona, me l'hanno segnalato ed è giusto fare una verifica. Era entrato da una finestra di una casa di Strana il piccolo uccellino rimasto intrappolato in una fessura posta sulla base di un mobile componibile della cucina dell'abitazione. Non era più in grado di liberarsi. Spaventato e senza via di fuga, è stato soccorso dai vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco, che hanno provveduto al recupero. L'uccellino è stato riportato dai pompieri nel nido dal quale era caduto. Stimolare la crescita del senso civico dei più piccoli, rafforzando il legame tra scuola, territorio ed enti locali. Si è conclusa a Treviso la 12ª edizione del concorso Ama il tuo quartiere. Tanti disegni colorati attraverso i quali 800 bambini delle scuole dell'infanzia e delle primarie del comune di Treviso hanno voluto lanciare le loro proposte su 3 temi chiave del progetto Ama il tuo quartiere, portato avanti da 12 anni dall'associazione Ascoltare per Costruire. Questa edizione proponeva 3 temi. Cosa possono lasciare i bambini più grandi a chi verrà dopo di loro, educazione stradale, valori e inclusione nello sport. Sono emerse molte proposte, molte idee interessanti e soprattutto un grandissimo coinvolgimento dei bambini. Siamo sempre stupiti dal grandissimo entusiasmo con cui i bambini partecipano a questa iniziativa
e soprattutto siamo sempre soddisfatti dal vedere con quanto impegno partecipano. Il progetto si è concluso con una mostra dei lavori dei bambini ospitata nel foyer della provincia di Treviso a Sant'Artemio. Sulla carta quindi i desideri dei più piccoli per il proprio quartiere, come la sistemazione del parco di San Giuseppe e di quello adiacente alla Bendoni, la creazione di una panchina colorata con i pensieri degli alunni della primaria Don Milani e la tinteggiatura del cancello d'ingresso per la scuola dell'infanzia di San Paolo, e poi ancora progetti come l'installazione di cartelli educativi per il decoro urbano, la predisposizione di nuova cartellonistica e il rifacimento delle strisce pedonali per il progetto Pedibus. I progetti vincitori del concorso verranno realizzati dal Comune. Rende i bambini protagonisti per far attraverso le loro idee migliorare il loro quartiere, la loro scuola. Loro pensano, progettano e presentano dei progetti che poi l'amministrazione realizza esattamente come loro li hanno pensati e disegnati, e quindi bambini protagonisti del futuro della loro scuola, del loro quartiere. Quindi una grande scuola civica che responsabilizza i ragazzi e responsabilizza anche l'amministratore. E a Lutrano di Fontanelle la festa della scuola senza zaino, un modello didattico innovativo che si sta diffondendo nella Marca e in Italia. Ed ora sei quasi convinto che non puoi esistere, invece c'è. I bambini della scuola primaria di Lutrano di Fontanelle cantano della fantasia che si trasforma in realtà, che è poi l'obiettivo del modello Scuola Senza Zaino. E la prima giornata per celebrare proprio il Senza Zaino Day ha portato a Lutrano grandi e piccoli, famiglie e amministratori. Nato a Lucca, questo nuovo assetto didattico pedagogico si sta diffondendo in Italia. Per quello che ho visto dentro in classe, siete fortunati ragazzi, siete fortunati perché avete un modo di apprendere sicuramente innovativo. Un diverso ambiente di lavoro all'interno della classe, un diverso modo di relazionarsi tra bambini e insegnanti. È stata l'ex dirigente scolastica Elisabetta Battini a portare a Fontanelle la scuola senza zaino. Era già una scuola di comunità. E poi quando insieme, perché abbiamo vissuto insieme il percorso di formazione, riconoscevamo tanti spunti, tante idee, una modalità di lavorare che già le docenti mettevano in atto con i bambini. Quindi non dico che è stato facile, però insomma è stata una strada che era già segnata. Laboratori ludico-didattici, picnic, giochi, una festa che è stata la rappresentazione della scuola di comunità che il movimento Senza Zaino si prefigge. È sempre emozionante vedervi all'opera, vedervi cantare, vedervi sorridere, vedervi dimostrare tutto quello che nell'anno scolastico avete imparato, avete appreso, vi hanno insegnato. Mi sento orgogliosa di essere il primo cittadino di una comunità che crede in valori importanti, che sono quelli sicuramente dell'apprendere, dello stare insieme in maniera felice, condividendo bei momenti, condividendo delle passioni e vivendo tutto con grande amore. Questa scuola è speciale e mi piace perché è la scuola fatta per me. Valdobbiadene ora, dove è stata inaugurata una scultura del maestro Simon Benetton. Si intitola La volontà di credere, la grande opera monumentale del maestro Simon Benetton, installata all'ingresso di Valdobbiadene, alta 10 metri, larga 5-7 tonnellate di peso, ha un valore altamente simbolico per questo territorio tanto amato dall'artista. Il simbolo volontà di credere è un simbolo evocativo perché sono tante V, come potete vedere, e sono le V di vita, di vino, di vite, di Valdobbiadene e di volontà di credere, che appunto è il titolo dell'opera, oltre ad essere V di Veneto. E alle sommità dell'opera ci sono tutti i tralci che ricorda la vite e sono tutte le frazioni di Valdobbiadene, quindi Bigolino, Guia, San Vito, Santo Stefano, San Pietro di Barbozza. E quindi è un qualcosa che racchiude tutto il territorio di Valdobbiadene. L'opera è stata installata all'ingresso di Valdobbiadene ad accogliere e dare il benvenuto a tutti i visitatori. Ma soprattutto a tutti noi valdobbiadenesi ricorda il valore della storia, della tradizione, del lavoro, della fatica, insomma l'orgoglio di essere valdobbiadenesi, quindi grazie al maestro Simon Benetton per questo immenso regalo che ha donato alla nostra comunità.
L'8 giugno prossimo a Montebelluna la camminata non competitiva Corri con me, promossa dal Rotary e rivolta soprattutto alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori. Tutte le informazioni sull'iscrizione le troverete sul sito della Corri con me, ma sarà possibile anche iscriversi prima della partenza, appunto domenica 8 giugno alle 8:30 in municipio a Montebelluna. Volevamo riuscire a creare un momento che fosse molto importante veramente e lasciasse un segno a Montebelluna, e per questo abbiamo pensato di contattare le associazioni della disabilità del nostro comprensorio ed organizzare un evento dedicato, e da qui è nata l'idea di Corri con me. Le persone potranno accompagnare persone diversamente abili, in questo modo sarà un rapporto bionivoco, un rapporto di riflessione, un rapporto di inclusione, un rapporto di comunità. Speriamo che ci sia una forte partecipazione da parte dei giovani. Non ha nessuna ambizione competitiva, ma avrà solo l'obiettivo di far sì che chi accompagna e chi è accompagnato condividano un momento di emozione e di grande complicità. Ed ora lo sport con il torneo Città di Treviso. Dopo il successo del calcio al San Bartolomeo si replica con il basket. Il 21 giugno in Ghirada i piccoli atleti sfideranno anche l'Umana Reyer. Una grande competizione, tanti bambini sorridere, pochi genitori arrabbiati, che spesso sono un problema che per i bambini, perché bisogna farli giocare, fino a una certa età devono solo giocare, devono pensare a divertirsi, e sono sicuro che avverrà anche nel basket. Dopo il calcio tocca al basket. Il torneo Città di Treviso alla sua prima edizione porta in campo anche i piccoli atleti del pallone a spicchi. In Ghirada il prossimo 21 giugno i piccoli dai 6 ai 10 anni potranno competere anche contro la Reyer. Per me è una trasferta, è l'unica non trasferta, perché finalmente posso andare a piedi sui campi come facevo 20 anni fa. Però a parte le battute è un piacere quando veniamo coinvolti con i nostri bambini, da Agrigento a Bolzano, perché comunque ci piace che facciano esperienza, perché alla fine il settore giovanile questo deve far crescere i ragazzi, e l'unico modo per farli crescere è dargli delle esperienze, le più belle, le più svariate e il più alto livello possibile. In questo periodo ci sono stati peraltro tanti tornei professionistici in Ghirada che hanno visto grandi atleti internazionali, che spero siano di ispirazione per questi bambini, che però devono avere come finalità ultima divertirsi, e sono sicuro, come è avvenuto nel calcio, questo succederà. Aquiloti e scoiattoli le categorie in campo, dalle gare in modalità 3 contro 3 con squadre composte da 4 elementi alla modalità 3x3 sprint. I bambini nella Ghirada, che ho frequentato per 20 anni, troveranno un posto meraviglioso dove divertirsi. Sicuramente ci sarà una prossima edizione, chiaramente io posso chiedere alla società, ma poi sono loro a dare disponibilità, e io spererei il prossimo anno di farla nella stessa data, perché sarebbe bello festeggiare tutti assieme. Ed ora lo spazio dedicato alla rubrica della nostra storia. Nel 1987 a Venezia si tenne il summit dei 7 grandi del mondo. Era il tempo di Reagan, presidente degli Stati Uniti, e di Fanfani, presidente del Consiglio italiano. In quei giorni di giugno tutto il Veneto venne di fatto blindato, con l'aeroporto di Tessera requisito per i voli dei capi di Stato e di Governo. Il traffico passeggeri venne trasferito in gran parte a Treviso, che riuscì a gestire la forte ondata di voli da tutto il mondo. Vi riproponiamo quindi nella rubrica dedicata alla nostra storia il servizio di quei giorni. Il tabellone elettronico, ripreso questa mattina verso le 9, parla chiaro. L'aeroporto civile di San Giuseppe a Treviso, quasi di soppiatto, continua a sopportare più che dignitosamente, dal 5 giugno scorso e fino al 12 prossimo, l'enorme mole di traffico aereo nazionale e internazionale dirottato dal Marco Polo di Tessera per motivi legati al vertice dei 7 grandi in corso di svolgimento alla Fondazione Cini. Al normale traffico di charters, che nella stagione estiva raggiunge punte notevoli, con transiti giornalieri di
di circa 2000 passeggeri, si aggiungono in questi giorni da 30 a 40 voli di linea interni ed internazionali solitamente diretti a Tessera. A qualche giorno dalla fine dell'allarme rosso per superlavoro, il bilancio può già considerarsi positivo. L'aerostazione, sottolineano gli addetti del San Giuseppe, ha dei limiti strutturali e miracoli non se ne fanno, ma tranne qualche disagio per i passeggeri, peraltro limitato dal superlavoro degli addetti, non si può che registrare con soddisfazione un sostanziale tutto ok. La prova era durissima, sottolineano con orgoglio allo scalo trevigiano, ma è in via di superamento. Certo che si è riproposta in questo caso forse più che quando ci furono gli scioperi al Marco Polo la necessità della ristrutturazione dell'intero impianto, lanciando così un indiretto ma eloquente monito alla nuova società di gestione perché dopo aver presentato il progetto di rilancio possa anche darne veloce attuazione. Paradossalmente, tornando a questi giorni, i problemi maggiori stanno fuori dallo scalo, nei parcheggi. L'appello agli utenti perché evitassero lunghe soste non pare essere stato raccolto e così da mattina a sera si assiste a scene come questa. Risultato: un'ora per giungere in aereo da Roma ed alcune per recuperare la macchina. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, appuntamento con le previsioni del tempo ed il nostro meteo. Arrivederci.